Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Anche quest'anno l'Assessorato alla Cultura e Identità Veneta, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco di Montagnana, ha aderito alla Settimana della Cultura, progetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giunta alla 12ª edizione. Dal 22 al 25 aprile, luoghi solitamente non accessibili della città murata o solitamente visitabili a pagamento, vengono aperti gratuitamente ai visitatori, con la possibilità di avere anche una guida turistica locale. Così in questi giorni scolaresche e visitatori hanno avuto libero accesso alla Torre di Ezzelino, al Museo di Castel San Zeno e anche al giardino interno, solitamente non aperto al pubblico. Qui ci troviamo all'interno di Castel San Zeno, che è il castello di Montagnana. Oggi fortunatamente è possibile vederlo al massimo del suo splendore perché è stato restaurato negli anni 90. Dopo questo restauro è stato possibile anche riprendere, la struttura del mastio, che è la torre più alta di Montagnana, circa 40 metri d'altezza, che prima non era agibile, oggi invece è possibile salire fino in cima grazie ad una struttura metallica che consente l'accesso alla sommità della torre, da cui si gode poi di un panorama bellissimo. Stefano Baccini, responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune, racconta cosa sta organizzando Montagnana per il fine settimana in arrivo, il clou dell'evento nella città murata. Innanzitutto la Proloco Montagnana prevede l'apertura gratuita per il pubblico sabato e domenica mattina e pomeriggio del Museo Civico. L'occasione è buona perché ci sono due stele d'epoca romana di recente restauro. Poi sabato 24 alle 11 c'è una piccola cerimonia ma significativa perché un pittore di Bergamo ha eseguito nel 1938 uno studio per un ritratto del tenore Giovanni Martinelli. Il figlio ha voluto fare un dono al comune di Montagnana, alla sala musicale Martinelli Pertile, e sabato 24 alle 11 il sindaco in persona accetterà questo dono ringraziando il dottor Bertuletti di Bergamo che dona alla nostra sezione musicale questo nuovo cimelio che arricchisce una sezione già molto piacevole. La settimana della cultura si concluderà domenica 25 aprile. C'è ancora qualche giorno di tempo per ammirare la splendida vista di Montagnana e della campagna circostante dall'alto.